Siamo rimasti alla convocazione prevista per la mattinata di oggi della conferenza capigruppo su un tema importante, dissesto o non dissesto del comune di Agrigento. Di sicuro vi è un tracollo, una crisi finanziaria profonda e un tracollo di quello che è la situazione appunto economico-finanziaria dell'ente comunale del comune di Agrigento. Durante la conferenza di oggi, che è caduta dopo poco per l'abbandono da parte di Forza Italia della conferenza, ma questo poco cambia, sostanzialmente tra le grida, ovviamente aventi come attori principali me e l'assessore Amel, nel tentativo di chiederne le responsabilità, di chiedere le responsabilità di quella che è una situazione disastrata. Ricordiamoci che siamo presenti al Comune di Agrigento da 4 anni, quindi non possiamo più addebitare gli errori all'esterno, ma dobbiamo incominciare a pensare a quelli che sono stati gli errori interni alla stessa gestione politico-amministrativa. Noi abbiamo un buco attualmente di circa 4 milioni di euro per quello che ci porta il nostro dirigente finanziario, dottor Mantione. Quindi sostanzialmente cosa succede, anche per capire e far chiarezza? Noi abbiamo 30 giorni di tempo, ne sono già trascorsi 5, o meglio, la Giunta ha 30 giorni di tempo e quindi adesso sono 25, per portare in consiglio un atto che deve convincere lo stesso consiglio, quindi i consiglieri tutti, che deve riequilibrare ciò che attualmente sembrano non riuscire a conseguire il pareggio finanziario nel documento contabile. Sono 30 giorni e 4 milioni di euro sono davvero tanti. Quindi si spera riescano, ma nel caso non dovesse funzionare questo tentativo sul gong e su una tempistica così stretta, la procedura diventa 90 giorni per portare un documento, il cosiddetto predissesto, che convinca non soltanto il Consiglio Comunale, ma successivamente la Corte dei Conti. Qualora il Consiglio Comunale o la Corte dei Conti non dovessero, o entrambi, rimanere convinti dal documento portato dalla Giunta e dagli uffici, si andrebbe inesorabilmente al dissesto. Questa è una fase delicatissima del nostro comune e del nostro ente, una fase che porta al pettine tutti i nodi di un'amministrazione fallimentare, ma soprattutto, ancora una volta, mi vado a scontrare con il silenzio di questa amministrazione che sembra vivere negli allori, che sembra vivere nelle favole, ed oggi da favola è diventata incubo.